L'incontro di oggi prevederà un primo intervento moderato da Lelio Nesladek, della Presidente della Regione e dell'assessore Sandra Telesca, e poi inizieremo il dibattito. Quindi lascio la parola a Lelio Nesladek per la prima parte dell'incontro. Grazie, buonasera a tutte, buonasera a tutti. Io ho il compito, come dire, di fare un po' il video urbano in questo traffico che prevediamo sarà un traffico come dire, sostenuto, come si dice in termine tecnico, quindi poche parole da parte mia, anzi quasi niente, e io comincerei subito sostanzialmente facendo una serie di domande ma rapidissime alla Presidente e all'assessore. Una delle cose che sono state utilizzate nel definire questa riforma sta tutta in una serie di aggettivi che sono stati spesso chiamati in causa per cercare proprio di definire. Uno di questi aggettivi, forse il primo, quello più sentito, è che questa riforma del servizio sanitario regionale è stata definita una riforma necessaria. Perché necessaria? Grazie. Allora, intanto buonasera a tutti e grazie per aver organizzato questo incontro. Intanto desidero ringraziare anche il Comitato, il coordinamento del Comitato per la presenza di oggi. Credo che sia assolutamente utile e anche forse ci dà la possibilità di poterci confrontare sui temi della riforma, in particolare naturalmente sull'ospedale di Gemona. Intanto un chiarimento assolutamente doveroso e necessario e spero davvero che non venga frainteso. Per quanto riguarda la mia presenza il 10, come ho già detto, io ho semplicemente già preso da tempo degli appuntamenti che non posso rinviare e quindi da tempo degli appuntamenti che non ho potuto rinviare. Naturalmente, come spero si capisca e come si sia capito anche in precedenza, non c'è assolutamente nessun problema per un confronto, anzi noi, come ha già detto anche la segretaria del Partito Democratico all'inizio, stiamo facendo questi incontri ovunque proprio per cercare di spiegare la natura della riforma e anche per cercare di informare correttamente rispetto a quelli che sono i passi della riforma e quelli che sono le intenzioni. Brevemente la risposta rispetto alla domanda, anche perché credo che ci sia davvero la necessità di approfondire alcuni dettagli, in particolare per quanto riguarda l'ospedale di Gemona. Allora, per quanto riguarda la sanità, noi abbiamo deciso di fare come prima riforma la riforma della sanità non solo e non tanto per una questione di sostenibilità di bilancio o di numeri. Questa è un po' la conseguenza della prima scelta, cioè la prima scelta è stata quella di prendere atto che abbiamo una sanità in questa regione che l'ultima volta è stata riformata negli anni 90, tra l'altro una riforma, lo sapete meglio di me, proprio qui a Gemona, che non è mai stata completata fino in fondo, che è rimasta a metà, per fortuna, che ha creato anche più problemi rispetto a quelli che originariamente doveva. Ora, questa sanità dell'inizio degli anni 90 è una sanità che richiedeva appunto gli ospedali, che richiedeva ed era una sanità che si fondava anche su un essere diverso sia della medicina sia di quelle che erano le esigenze. Cioè si entrava in ospedale, si facevano gli interventi, si stava anche molto tempo in ospedale. Nel frattempo la medicina è cambiata, nel senso che ci rivolgiamo sempre di meno all'ospedale ed è sempre di più invece l'esigenza di portare servizi sul territorio, e dall'altra siamo cambiati anche noi, nel senso che diventiamo più vecchi, abbiamo una patologia più complessa e in più sono aumentate le malattie croniche, cioè le malattie che durano per tanto tempo durante la vita. Allora, per cercare di riadattare la nostra sanità a quelle che sono le esigenze e i bisogni dei nostri cittadini, anche perché nel frattempo aumentano le persone appunto che per nostra fortuna raggiungono, insomma diventano più anziane e vivono più a lungo, e sono aumentate però le esigenze sul territorio, abbiamo avuto la necessità di rivedere e riadattare la nostra sanità, perché questo sistema della sanità non sopportava più il peso delle necessità nuove e d'altra parte anche in prospettiva non riusciva più a dare le risposte che servivano.
nel senso che noi siamo pieni di posti letto per acuti, ma abbiamo molte più difficoltà sulle fisioterapie, le riabilitazioni, soprattutto nella fase non acuta della malattia. Proprio per questo motivo abbiamo fatto la scelta. E guardate, la scelta che abbiamo fatto parte innanzitutto da un presupposto. Noi abbiamo deciso di lasciare aperte tutte le strutture ospedaliere, anche l'ospedale di Gemona. L'ospedale di Gemona resta aperto. Abbiamo chiesto ad alcune strutture, compresa anche quella di Gemona, di fare passi diversi. È una scuola, sai, è una scuola, per quello suona. Abbiamo chiesto anche alla struttura di rispondere a questa necessità e noi siamo convinti che non solo l'ospedale di Gemona rimane aperto, ma il nostro obiettivo è quello non solo di mantenere i servizi che già ci sono, ma di implementare i servizi, cercando di dare quelle risposte ai bisogni dei cittadini che oggi la nostra sanità non riesce a dare. Oggi, per esempio, eravamo nell'ospedale di Gemona per intanto l'inaugurazione del laboratorio della montagna, che guardate è una delle richieste. Un lusso. È una delle richieste che venivano dal territorio, è stato firmato un ordine del giorno in Consiglio regionale, dai consiglieri regionali, anche dal consigliere Leveland, con altri ulteriori strumenti che ci permettano di qualificare l'ospedale anche rispetto a questa risposta e a questa domanda importante, che riguarda non soltanto la medicina dello sport ma anche la medicina del lavoro. Abbiamo inaugurato un nuovo macchinario importante, soprattutto per la pediatria, che ha due aspetti fondamentali. È fatto in modo da garantire l'accesso ai disabili e permette di utilizzare il macchinario soprattutto per i bambini con una bassa emissione di radoni. Abbiamo tra l'altro, proprio per permettere la possibilità di utilizzare questo macchinario alle famiglie, modificato l'orario di accesso alla prestazione, per cui è possibile andare anche il sabato ed è possibile in 2 pomeriggi a settimana. Questo proprio per garantire la possibilità per le famiglie di accedere a questo strumento. Terza cosa, non meno importante, abbiamo aperto il centro di salute mentale che non funzionava sulle 24 ore per le 24 ore dal 1° novembre. Cito queste 3 cose solo per dire che non solo non c'è l'intenzione di chiudere il presidio, ma abbiamo tutta l'intenzione di implementarne le funzioni, cercando di dare risposte a quelle che sono le necessità. L'ho detto più volte, lo ribadisco anche qui, noi stiamo facendo la riforma della sanità non per tagliare risorse. Tenete presente che il sistema sanitario regionale a totale carico del bilancio regionale chiude il 2014 con circa 2 miliardi e 200 milioni in tutto, cioè sanità e sociale. Noi non vogliamo togliere risorse, vogliamo mantenere i 2 miliardi e 200 milioni, però con un'operazione, questa sì, che è assolutamente necessaria, cioè quello di allocare 100 milioni dagli ospedali alle strutture territoriali, perché abbiamo davvero la necessità di dare risposte alle famiglie e ai cittadini sul territorio con servizi migliori e magari possibilmente anche più numerosi, oltre che di qualità. Questo è sinteticamente i motivi per cui abbiamo ritenuto che la prima riforma che dovevamo affrontare era appunto la riforma della sanità. E l'intenzione è quella di attuare la riforma tenendo conto evidentemente di questi 2 aspetti che ricordavo, ma soprattutto della necessità di dare non soltanto risposte che oggi ahimè rischiano di mancare, ma di dare anche un'identità a degli ospedali, penso anche all'ospedale di Gemona, che negli anni, certamente non per colpa di questa giunta, si era svuotato di funzioni e di competenze effettive. Noi non vogliamo chiuderlo, vogliamo invece dargli un'identità nuova, più forte, garantire i servizi e onestamente siamo convinti che riusciremo a dimostrarlo con i fatti. Questo è il motivo per cui la riforma è una riforma necessaria. Grazie. È una riforma necessaria, dice la Presidente, in considerazione di quello che di nuovo è successo in questi anni, e quindi una riforma, anche questo è un altro aggettivo che è stato molto usato, che ha delle novità, che è innovativa, che prende delle strade nuove. Abbiamo sentito già una, cioè spostamento
di obiettivi e di risorse verso il territorio, perché le malattie sono più croniche, quindi strade che sono delle strade tracciate anche come strade nuove per tutto il Friuli, per tutto il Venezia Giulia, per tutta la regione e certamente anche per Germona. Assessore, quali sono i fattori principali di innovazione di questa riforma? Intanto buonasera a tutti. Tanto io direi che si chiama riforma. Riformare, noi abbiamo anche scritto nel documento, vuol dire cambiare, e cambiare è sempre preoccupante. Il cambiamento comunque fa paura, anche il cambiamento in positivo, no? Perché noi sta nella nostra natura rimanere ancorati comunque a quello che conosciamo, a quello che sappiamo ci dà tranquillità, e c'è la paura del nuovo e del futuro, anche se a volte magari il nuovo e il futuro ci porta a qualcosa in più, siamo portati comunque a essere diffidenti. E questo è un po' il tema di questa riforma. Questa riforma, come diceva la Presidente, non è una riforma che ha tolto qualcosa, è una riforma che ha cambiato. E tanto è vero che, a Gemona ci sono ovviamente coloro che esprimono oggi qui il proprio dissenso, ma non so che è difficile da accettare, ma quello che noi stiamo dicendo è che non chiudiamo un ospedale. È vero, perché oggi per noi la sanità è qualcosa di diverso dagli ospedali. Noi siamo abituati troppo, e per troppi anni, ma tutti noi, io stessa, fino a qualche anno fa, perché poi mi sono un po' di più addentrata in queste problematiche, pensavo sto male, c'è l'ospedale. La mia mamma, che ha 86 anni, ancora mi dice sto male, portami all'ospedale, salvo adesso aver avuto un percorso, un'avventura che ha fatto capire persino a lei che le cose sono cambiate. Chiunque di voi, con i giubbetti gialli, rossi, arancioni, se domani gli viene fatta una diagnosi e deve farsi un intervento allo stomaco, cosa fa? Dice che bene, un ospedale vicino, vado lì, o comincia a cercare dove c'è professionalità, qualità, e dove soprattutto c'è qualcuno che fa tanti di quegli interventi, perché questa riforma della sanità che riorganizza il sistema, dando sui territori capillarmente tutte le risposte che servono, concentra invece alcune cose per motivi di riorganizzazione e razionalizzazione, ma anche di qualità e di sicurezza, solo in alcuni luoghi dove la gente si sposta. La dimostrazione ce la dice la gente. La gente si sta muovendo quando deve fare degli interventi importanti, quando ha bisogno di risposte per problemi appunto importanti, si sposta. Oggi la gente invece ci chiede di avere vicino a casa, non si sposta, di avere tutta la specialistica ambulatoriale, perché è vero che si deve fare una lista, di avere la diagnostica vicino, di avere vicino qualcuno che dà le risposte alle problematiche, quelle meno gravi, perché quelle gravi mi fanno sedere su un'ambulanza e mi dicono di portarmi se ho un infarto laddove c'è un'emodinamica. Allora, quando noi diciamo che vogliamo trasformare e non togliere, non ci si deve preoccupare. Quando è possibile tutte le specialistiche ambulatoriali, avere la possibilità di fare piccoli interventi, gli interventi chirurgici, quelli che si possono fare senza avere alle spalle una terapia intensiva, avere alle spalle un sistema che ovviamente non si può replicare in ogni comunità. Ma noi ce l'avevamo. Abbiamo comuni più grandi di Gemona, Codroico, Cervignano, che non hanno un ospedale. Vi garantisco che i dati di salute di quei cittadini ci dicono, sì, una volta c'era Codroico, non c'è più, i dati di salute di quella comunità sono migliorati, non sono peggiorati. Dai, allora chiudiamo. Prego un attimo, solo ti prego, avremo tutto il tempo per poter dire ciascuno di noi la nostra, dai, facciamo finire che poi è più facile ribattere, se facciamo finire. Grazie. A dimostrazione che quello che vi dicevo è coniugare con l'unica possibilità di sanità e di risposta di sanità, di salute, con un ospedale tradizionalmente inteso, perché come vi dicevo questo ospedale non chiude, cerchiamo invece di mettere lì all'interno tutto quello che oggi manca ai servizi di prossimità, tutto quello che oggi potrebbe essere più utile alla gente. Perché qual è il problema? Che cosa è che voi vi preoccupa che si smantelli, per esempio, dopo che il dibattito ci dirà che vi daremo le risposte? Il fatto di dire che i cittadini della comunità hanno qui nella zona comunque un presidio di sanità per quelle problematiche che sono frequenti, perché poi noi abbiamo un 40% complessivo della domanda di salute che è domanda acuta per problemi importanti e seri, il 60 e più per cento che invece sono problematiche frequenti che devono trovare risposte sotto casa.
che devono avere la risposta vicino, e noi questo stiamo cercando di fare, semplicemente questo stiamo cercando di fare. Possiamo parlare delle emergenze magari? Certo, dopo parliamo. Grazie. La questione delle emergenze. La questione delle emergenze poi ovviamente credo che a domande più puntuali daremo risposte forse anche più puntuali. Noi che cosa abbiamo scritto nella riforma? Abbiamo scritto che nei presidi, in alcuni presidi ospedalieri come questo, si trasformerà il pronto soccorso in un punto di primo intervento. Quando e come abbiamo detto che tutto questo avverrà in modo graduale. Noi stiamo lavorando al piano dell'emergenza regionale, dell'emergenza d'urgenza, che credo troverà completezza entro il primo quadrimestre del 2015 e definirà tutto il progetto dei mezzi, delle ambulanze, come dare le risposte, come e dove. A quel punto ragioneremo e lo spiegheremo e vedremo se effettivamente di notte, invece di un pronto soccorso vecchio stampo, una risposta diversa con comunque medico, comunque un'ambulanza medicalizzata, può dare forse risposte migliori, perché ha anche la possibilità di essere trasportato immediatamente, se serve, in un posto vicino dove possono trattare quel tipo di problemi. Quindi abbiamo messo nella riforma anche le trasformazioni. Vicino alle trasformazioni la parola graduale è quella parola che ci consentirà di accompagnare il cambiamento, avendo modo di spiegare ai cittadini che siamo noi i primi che ci vogliamo occupare della loro sicurezza, perché guardate che a volte superare l'emotività e ragionare ed entrare razionalmente nei meccanismi e nei processi è più complicato, ma credetemi che chi sente di più e forte la responsabilità della salute e della sicurezza dei cittadini siamo noi che in questo momento ce ne stiamo occupando. Su questo possiamo confrontarci, ma vi garantisco che tutto il lavoro che stiamo facendo non è per ridurre la sicurezza, è per aumentarla, perché questa è una delle linee guida di quella riforma sanitaria, aumentare la sicurezza dei cittadini. A volte pensare emotivamente di trovare delle risposte laddove invece le risposte non ci sono può provocare danni gravi seri. Siamo noi colpevoli adesso. Bene. Se ci scappa il morto. Bene, grazie Assessore. Tra un attimo cominceremo a entrare nel vivo dell'incontro, nel senso che ci saranno, credo, delle domande a cui potremo dare delle risposte, almeno le nostre risposte. Ancora un attimo soltanto per un breve intervento del padrone di casa, il segretario del circolo Sandro Venturini, che invito a parlare concisamente perché il tempo fisico che abbiamo a disposizione ha una... Grazie, buonasera a tutti. Porto saluti dal circolo del Partito Democratico di Gemona e del circolo del Gemonese. Porto saluti dal circolo del PD di Gemona e del circolo del Gemonese a nome anche del capogruppo della Marina e della lista civica Scelgo Gemona. Ovviamente i ringraziamenti a tutti voi, i ringraziamenti ai rappresentanti dei comitati, non ultimo alla Presidente e all'assessore Telesca, che abbiamo fortemente voluto a Gemona per illustrarci questa riforma della sanità e che hanno accettato di buon grado di un sereno e franco confronto con tutti noi. Un grazie alla segretaria Antonella Green e al segretario Massimiliano Pozzo, perché attraverso loro, attraverso un rapporto schietto, devo dire che li ho un po' presi per sfinimento queste settimane, siamo giunti anche a organizzare questa serata, che è altro appunto comunque proficua e interlocutoria nella discussione. È evidente a tutti che questo è il tempo delle riforme che sono urgenti e indispensabili. Urgenti perché fino ad oggi quelli che ci hanno governato, che hanno governato il nostro paese e anche la regione, hanno irresponsabilmente lasciato che la crisi si abbattesse su di noi senza fare nulla, frenati da piccoli interessi di poteri. Indispensabile se vogliamo dare un futuro dignitoso ai nostri figli. Dobbiamo tutti rimboccarci le maniche e individuare le strategie più efficaci per uscire da questa crisi di sistema. Riformare, lo sappiamo, è complicato e complesso, richiede coraggio, delle scelte, esige saper guardare lontano, oltre all'immediato e oltre ai bisogni e gli interessi quotidiani del qui e ora. Ma il cambiamento, come abbiamo detto e chiesto e affermato queste settimane in tutte le sedi, loro lo possono testimoniare, va realizzato con equità e nella migliore distribuzione delle risorse.
e va anche accompagnato con una trasparenza massima e con una buona comunicazione con i cittadini. È una fatica per chi governa dover rendere conto continuamente del proprio operato, ma crediamo che questa fatica alla lunga paghi. Le riforme, lo sappiamo, si fanno per i cittadini, ma possibilmente si fanno anche con la condivisione dei cittadini. Solo con la condivisione più alta possibile, con la maggior coesione dell'intera comunità regionale e nazionale, si possono ottenere i risultati auspicabili del processo di riforma. E lo dico da una comunità come la nostra, che come è noto a tutti, anche la Presidente, ha sofferto, ha sperimentato la ricchezza della solidarietà e l'importanza della cooperazione, del fare squadra, del lavorare insieme, tale da diventare un esempio per tutti. A noi sembra che questi valori in queste settimane a Gemona ci siano un po' persi. Il Partito Democratico di Gemona è stato in questi giorni oggetto di critiche che definire aspre è poco. Si è creato un capro espiatorio ad arte e si è voluto trasformare questo terreno in scontro politico. Mi chiedo se questo aiuta a risolvere i problemi di questa comunità. E se proprio vogliamo andare a cercare delle responsabilità, cosa che è utile a mio parere solo se da questi errori si fa poi esperienza per non commetterli ulteriormente, questa riforma della sanità appare solo un passaggio finale di un percorso di depauperamento del ruolo territoriale di Gemona, che Gemona non ha saputo svolgere almeno negli ultimi 20 anni. È una questione che peraltro si ripete anche oggi. E non era una battaglia sulle barricate con gli insulti, con gli attacchi personali che spiegavamo quando abbiamo conferito al sindaco il mandato unitario del Consiglio Comunale. Amministrare, governare non può essere una corsa solitaria. È e deve restare un gioco di squadra. Detto questo, siamo qui oggi a rappresentare le preoccupazioni e i disagi di questa città e dei suoi cittadini per le scelte sentite come ostili e non facilmente comprensibili. A Gemona questo è noto, è un nervo scoperto sul quale va posta particolare attenzione. E molte sono le condizioni che hanno contribuito a concepire questa riforma come ostile al ruolo dell'ospedale di Gemona, in particolare i servizi del pronto soccorso, dell'emergenza e del reparto di medicina, come è stato anche accennato come me. E anche le aspettative della lista Scelgo Gemona, che avevamo come lista Scelgo Gemona e che occupavano uno spazio non secondario nel programma, in qualche modo sono venute anche un po' meno. Come abbiamo avuto modo più volte di affermare, del resto questa è un'affermazione che ha fatto anche il nostro sindaco, hanno fatto tutti i 43 sindaci dell'Alto Friuli, un documento firmato comunemente, reputiamo ci siano diversi aspetti positivi della riforma, e in particolare l'orientamento alle malattie croniche, come è stato accennato. In Alto Friuli abbiamo una